italiano. Questo, guardate bene, noi dobbiamo capire bene il solco sul quale ci muoviamo, che sono due strade. Una è quella costituzionale e l'altra è quella normativa delle nostre leggi che sono in vigore da troppo tempo, che non sono state nemmeno applicate. Pensiamo alla legge Scelba del 1952. In quegli episodi di vandalismo, di devastazione dei locali della CGIL sono seguiti poi degli arresti dei quali risultano appartenenti a Forza Nuova, ma anche appartenenti ai NAR, ai nuclei rivoluzionari armati. Ecco, ovviamente le indagini devono andare avanti, i filmati devono essere valutati, però attenzione a non assumersi finalmente oggi la responsabilità verso un atto che forse ha delimitato il superamento di un limite forse già superato tempo fa, per il quale fin troppo si aspetta un intervento delle istituzioni e della politica italiana. Noi abbiamo rispetto, sappiamo che questo, come diceva il collega Nencini, questo è un atto forte, lo scioglimento di una forma di associazionismo che è politico, ma abbiamo rispetto dell'articolo 49 della Costituzione e quello di accesso alle cariche elettive previsto dall'articolo 51 della Costituzione. Ma se guardiamo poi le norme transitorie, la dodicesima norma di attuazione transitoria della nostra Costituzione, noi rientriamo in quel perimetro. Noi oggi non facciamo altro che applicare quel perimetro costituzionale attraverso la richiesta della valutazione dell'applicazione della legge Scelba, che è del 1952. Però attenzione, noi oggi qui dobbiamo anche essere da monito in quali rappresentanti dei cittadini italiani. Attenzione colleghi, si prende una posizione contraria a quello che è stato fino ad oggi, cioè soffiare sul vento di alcuni movimenti sovversivi, eversivi, perché hanno fatto comodo al proprio partito, alla propria compagine politica. Bisogna avere coraggio oggi. Ecco il coraggio e la responsabilità dei rappresentanti delle istituzioni, perché si può essere benissimamente di un partito di sinistra o di destra, ma destra non vuol dire essere per forza fascisti. Io se fossi un rappresentante di destra sarei antifascista, chiaramente antifascista, perché essendo un rappresentante di una compagine politica, prima ancora viene il rispetto della nostra Carta Costituzionale. Questo chiediamo noi, semplicemente l'applicazione della Costituzione attraverso l'applicazione di una legge, che è quella del 1952 della legge Scelba. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle aderisce all'impegno chiesto dalle altre compagini che mi hanno preceduto, chiedendo di valutare gli elementi per lo scioglimento di Forza Nuova e di altre forze simili, eversive, fasciste. Grazie. Grazie senatore Ramuti. Ha chiesto di parlare il senatore Iannone per illustrare la mozione numero 427, ne ha facoltà. Grazie. Allora, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia illustro la mozione che abbiamo presentato perché, Presidente, come lei ha ricordato nella lettura dell'ordine del giorno, c'è anche la condanna dei totalitarismi e di ogni forma di violenza. Fratelli d'Italia è un partito che non deve fare conti con la storia, distinto e distante da ogni esperienza politica che voglia prevaricare e affermare il metodo della violenza nella lotta politica. Ma noi riteniamo che la storica risoluzione che è stata votata dal Parlamento europeo nel 2009 di condanna di tutti i totalitarismi e di ogni forma di violenza perpetrata dai regimi comunisti nell'Europa centrale e nell'Europa orientale debba trovare anche in quest'Aula una cittadinanza e un riconoscimento
affinché tutti dicano senza ambiguità che la violenza e il totalitarismo non va bene da qualunque parte provenga. Noi riteniamo che fare i conti con la storia e fare i conti con l'attualità del mondo rappresenti una necessità per tutte le forze politiche, per dire tutti insieme in questa occasione che tutti ci si riconosce nella democrazia, che non ci sono persone che rilasciano patenti e che non si può assolutamente strumentalizzare vicende che ricevono una condanna unanime. Dobbiamo necessariamente dire che il mondo, se vive un pericolo, lo vive da parte di questi regimi totalitari, comunisti, come rapporti affermano in oltre 34 nazioni, e dobbiamo necessariamente insieme condannare anche chi ha rapporti con questi regimi che non coltivano il valore assoluto della libertà. Noi vogliamo giungere a questa definizione, aspiriamo all'affermazione di condanna di ogni violenza, e voglio ricordare anche i 215 milioni di cristiani che sono perseguitati in tutto il mondo da regimi islamici che proprio nelle terre di origine della cristianità tendono a cancellare questa identità, perché non dobbiamo assolutamente cedere alla vergogna della nostra identità. Noi chiediamo con la nostra mozione una serie di impegni al governo in questa direzione, ma proprio perché aspiriamo, aneliamo e speriamo che ci sia lo stesso atteggiamento da parte di tutte le forze politiche, un impegno al governo da assumere, ma nel merito chiediamo di votare in altra occasione la nostra mozione. Grazie Presidente. Grazie senatore Iannone. Ha chiesto di parlare il senatore Mallegni per illustrare la mozione numero 428, ne ha facoltà. I colleghi non disturbino il senatore Mallegni, che deve testé intervenire. Prego. Sì, grazie, grazie Presidente. Ma guardi, quando la mia Presidente mi ha chiesto di illustrare questa mozione, io ho accettato di buon grado, ma con uno spirito estremamente positivo. Perché? Perché forse a nessuno interessa, ma io vivo e sono stato sindaco di un comune decorato alla medaglia d'oro al valor militare per la strage di Sant'Anna di Stazzema, dove sono morte 563 persone, e sono uno dei primi iscritti dell'anagrafe antifascista appunto del comune di Stazzema e del Parco Nazionale della Pace. Quindi la mia tradizione socialista mi ha portato sempre ad avere chiare il mio punto di vista e la mia posizione. Non serve che io testimoni il fatto che sono antifascista. Io sono italiano, repubblicano, e ovviamente ho voluto testimoniare con la mia sottoscrizione e la mia adesione un principio, un valore importante che ha caratterizzato la Repubblica dal 48 in avanti. Ora però, francamente, siccome uno dei principi costituzionali e repubblicani è appunto la libertà all'interno di regole precise, peraltro previste e sanzionate dalle norme che prevedono che qualsiasi pazzo scatenato, sia esso con targhe diverse,
in qualche modo debba essere fermato, sanzionato, arrestato, condannato e debba scontare tutto ciò che è giusto che sconti, mi sembra di essere tornato sempre appunto nella mia città le prime settimane, ormai 20 anni fa, da sindaco di Pietrasanta, quando qualcuno volle rimuovere il busto di Mussolini in marmo ornato dai più grandi artisti di Pietrasanta dell'epoca e quello di Vittorio Emanuele. Io rimasi basito perché francamente non mi sono mai trincerato e impaurito di fronte alle immagini, ma andavo senza dubbio alla sostanza. Quindi noi non possiamo altro che condannare ogni tipo di violenza, ogni tipo di oltraggio, ogni tipo di prevaricazione personale, costituzionale, ma francamente arrivare a dire di mettere un partito fuori legge, questo mi sembrerebbe del tutto sbagliato. Ma entro un po' nella questione anche di una delle motivazioni, oltre a quelle che poco fa ho già ricordato, che è quella che in una mia prima interpellanza in questo Parlamento, una volta eletto senatore, chiesi che un centro sociale che stava occupando indebitamente una casa cantoniera dell'ANAS in località Montignoso, qualcuno di esperto di pubblica sicurezza e di intelligence mi disse: senta senatore, siamo tutti d'accordo, almeno sappiamo dove sono e li teniamo tutti d'occhio. Ora, io francamente non accolsi di buon grado questo tipo di impostazione, però con l'aumento dei capelli bianchi in questi ultimi 3 anni e mezzo mi sono accorto che probabilmente del tutto sbagliato questo concetto non era. Oggi prendere una roba del genere, cancellarla, non significa che coloro i quali ci stanno dentro improvvisamente svaniscono, forse scompaiono dai radar, ma non è quello che vogliamo noi. Noi dobbiamo vedere dove stanno, tenerli d'occhio e possibilmente impedirgli anche ogni azione di movimento, perché questi probabilmente sono dei delinquenti maledetti mascalzoni che vanno portati in galera. Questo bisogna fare, questo. Dico probabilmente perché poi c'è la giustizia, ci sono i tribunali e quindi bisogna vedere se arrivano a giudizio o meno, no? Perché per me sono tutti innocenti fino al 3° grado di giudizio. Quindi, riprendendo le frasi di un noto giornalista di destra, Paolo Mieli, non era di destra? Mi devo essere confuso, che l'altra sera in un bellissimo programma televisivo di una TV che non posso dire qual era, La 7, condotta da Enrico Mentana, naturalmente di sinistra, diceva ai vari giornalisti, quasi tutti di estrazione, questi sì, di sinistra, che se continuate così è la volta che quelli a destra non solo prendono un sacco di voti, ma probabilmente diventano ancora più importanti di quello che sono. E lo spauracchio antifascista, ogni volta che succede qualcosa, bisogna terminare di sventolarlo, perché altrimenti se sventoliamo ancora lo spauracchio antifascista non mettiamo mai in discussione quello che accade dall'altra parte, perché dall'altra parte probabilmente talvolta accade di peggio, ma se non sei dall'altra parte sei automaticamente fascista. E allora chiudo di come ho iniziato. Se io, che sono antifascista, iscritto all'anagrafe antifascista, socialista di famiglia, di tradizione, di cultura, repubblicano, fedele alla Costituzione, non la penso come voi, sono fascista? No, voi siete fascisti che mi volete trascinare in un buco che non è il mio. È per questo motivo che Forza Italia ha presentato un documento, che è quello contenuto nella nostra mozione. Non solo chiediamo ai nostri di votarlo, ma chiediamo anche a voi. Sarebbe un esercizio democratico che vi farebbe stare meglio, credetemi. Secondo me, una volta votata la mozione a firma Romeo, Bernini, Ciriani, eccetera, eccetera, essendo un presentatore aggiungo la mia firma, ovviamente a memoria degli uffici, ovviamente sarebbe un fatto estremamente positivo. Quindi noi convintamente sediamo in questo Parlamento, siamo leali e fedeli
alla Repubblica e alla Costituzione, ma siamo leali e fedeli alla libertà che deve essere organizzata, che deve essere seguita con senso di responsabilità, e alla giustizia che viene amministrata, come diciamo noi, spesso non sempre come vorremmo, ma sicuramente è a loro che lasciamo questo tipo di mestiere, e non ci dobbiamo sostituire alla giustizia come Parlamento, altrimenti sì che questo Parlamento ricorderebbe molto quello del ventennio. Grazie senatore Mallegni, si è così conclusa la fase delle illustrazioni. Chiedo, essendomi pervenuto un ordine del giorno con i medesimi firmatari dei presentatori delle mozioni, io chiedo al senatore Parrini, alla senatrice De Petris, al senatore Nencini e al senatore Lomuti se si intendono ritirate le relative mozioni e sostituite dall'ordine del giorno. Ci siamo. Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è il senatore Verducci, ne ha facoltà per 7 minuti. Presidente, l'Italia sta ricominciando a vivere dopo mesi interminabili e portiamo addosso il lutto di oltre 132.000 nostri concittadini che sono caduti per la pandemia, che non è sconfitta, che ancora fronteggiamo in parti d'Europa, come dicono i dati allarmanti, in Russia, in Gran Bretagna e in molte parti del mondo, in particolare nei paesi più poveri, dove mancano i vaccini, dove c'è chi farebbe di tutto per potersi vaccinare, dove non esiste vaccinazione gratuita e capillare, come è avvenuto con tempismo eccezionale nei paesi più forti, e tra questi l'Italia, a dimostrazione di come la salute e la sanità gratuita e universale sono il principale bene comune, il cardine di una democrazia, di uno Stato di diritto. Presidente, quando l'Italia sta ricominciando a vivere e a lavorare, e in particolare le nostre imprese manifatturiere, quelle che più hanno sofferto in questi mesi, quando l'Italia prova a ripartire a costo di sacrifici enormi, c'è chi in modo canagliesco, in maniera organizzata e premeditata, cerca di strumentalizzare le difficoltà, la rabbia, per attaccare la democrazia in un momento critico. È quanto cercano di fare da mesi, dall'inizio della pandemia, le organizzazioni di stampo fascista che ancora operano nel nostro paese. Sigle diverse ma tutte legate da un filo nero, dal tentativo di aizzare il ribellismo contro le istituzioni, strumentalizzando la protesta contro il lockdown prima, strumentalizzando la protesta contro il Green Pass adesso. E il pomeriggio di sabato 9 ottobre l'assalto alla sede della CGIL, il principale sindacato italiano, emblema di tutto il mondo del lavoro, è stato a tutti gli effetti un atto eversivo, violento e pianificato, un'azione di squadrismo condotta e apertamente annunciata da esponenti di un'organizzazione fascista, Forza Nuova. L'attacco contro le organizzazioni dei lavoratori è un atto che volutamente ed esplicitamente richiama lo squadrismo fascista che un secolo fa si faceva largo devastando le camere del lavoro, i luoghi di incontro dei braccianti. Guai banalizzare o sottovalutare quello che sta avvenendo. E ha un grande valore allora per la reazione unitaria di tutto il Paese, che testimonia la visita immediata del Presidente Draghi nella sede della CGIL, perché di fronte a un attacco eversivo, che è un attacco alla democrazia, ad ogni cittadino, ad ognuno di noi, abbiamo il dovere di reagire, di dire mai più fascismi, come migliaia e migliaia di persone hanno scandito a Piazza San Giovanni solo pochi giorni fa, riaffermando non l'appartenenza
ad una parte politica, ma l'appartenenza ai valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, perché la Costituzione nasce dalla resistenza ed è antifascista, laddove il fascismo è discriminazione, sopruso, negazione dei diritti di libertà e di dignità della persona. E l'articolo 3 della nostra Costituzione, che afferma i principi universali di uguaglianza e di non discriminazione, che afferma il diritto di ognuno di poter realizzare il proprio progetto di vita, qualunque sia la condizione sociale di partenza. L'articolo 3 rappresenta il riscatto del nostro Paese, di tutti noi, dopo l'abominio, dopo l'orrore assoluto delle leggi razziali e razziste volute dal fascismo. Appena eletto, il presidente Mattarella, il primo atto pubblico che ha voluto testimoniare è stato quello di rendere omaggio ai martiri delle fosse ardeatine. Spetta a ciascuno di noi impegnarsi per impedire che il fascismo possa tornare, ha detto il presidente Mattarella nel gennaio del 2018, ed è così, perché il veleno del fascismo è un pericolo sempre attuale per le nostre democrazie. Oggi si manifesta nelle forme subdole dei discorsi discriminatori e di istigazione all'odio, che sono enormemente cresciuti durante la pandemia, in particolare in rete, e molto spesso amplificati da false informazioni, da algoritmi per nulla trasparenti. E l'antidoto più forte è la memoria e la testimonianza civile della memoria. Per questo non saremo mai abbastanza grati al presidente Mattarella per aver nominato Liliana Segre senatrice a vita. Gli insulti a Liliana Segre di qualche isolato odiatore sono un'ignominia per tutti noi. L'affetto che ovunque invece le viene tributato, in particolare dalle nuove generazioni, è la speranza vitale che noi abbiamo. E allora, Presidente, tra le norme contenute nella nostra Costituzione ci sono gli strumenti per difendere la nostra democrazia da atti violenti ed eversivi, come quello dirompente del 9 di ottobre, o da altri innumerevoli, meno eclatanti ma altrettanto pericolosi, come le continue minacce e intimidazioni ai giornalisti che indagano sulla rete del neofascismo. Ci sono strumenti che vanno utilizzati e per questo chiediamo lo scioglimento a norma di legge e sulla base del dettato costituzionale di Forza Nuova e delle altre organizzazioni fasciste. Con una mozione, Presidente, che fino all'ultimo abbiamo chiesto a tutte le forze politiche di ogni colore di sostenere, ma così non è stato, e questo è un rammarico grande ed è anche un problema per la nostra democrazia, perché l'Italia ha bisogno di una destra europeista capace di dirsi antifascista nel solco della Costituzione. Ma così ancora non è, e lo dimostrano ancora una volta le parole ambigue di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. A chi ancora avesse difficoltà a riconoscere quale sia la matrice dell'attacco squadrista del 9 ottobre, diciamo di andarsi a vedere le foto, le svastiche tatuate sul braccio degli assalitori. E Presidente, concludo, noi sappiamo e abbiamo il dovere in quest'Aula di dirlo forte che chi ha attaccato la CGIL o tenuto in ostaggio una notte intera medici infermieri al pronto soccorso del Policlinico Umberto I non ha nulla a che fare con i lavoratori, con i cittadini, con le famiglie che tra mille difficoltà danno il massimo per portare l'Italia fuori dal tunnel della pandemia, ed è a loro, ai loro bisogni, alle loro ansie, alle loro aspettative che noi e la nostra democrazia dovrà dare risposte. Grazie Presidente. Ha chiesto di parlare il senatore Cangini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, membri del Governo, colleghi senatori. Io spero, sinceramente mi auguro di non mancare di rispetto ad alcuno nel sostenere che stiamo perdendo di vista il senso della realtà. Come spesso capita nel nostro complicato paese, il combinato disposto tra calcoli politici di parte, tic ideologici in buona fede e la naturale emotività del dibattito pubblico ci sta portando a perdere di vista la realtà. La realtà, colleghi, è che non è
non siamo all'alba di un ritorno in auge del fascismo. Il paragone tra l'Italia di oggi e l'Italia del 1921 è ridicolo, oltre ad essere offensivo per la memoria di chi il fascismo, quello vero, lo ha veramente avversato. La realtà, colleghi, è che stiamo parlando di una forza più simile a un movimento da stadio, frequentata da criminali più o meno comuni, inclini allo spaccio e alla delazione, che alle ultime elezioni in cui si è presentata, erano le europee di 2 anni fa, non molto tempo fa, ha preso lo 0,15% dei voti. Questo in realtà è il vero seguito di Forza Nuova. La realtà, colleghi, è quella perfettamente rappresentata dal Capo dello Stato quando ha detto che l'aggressione alla CGIL è un fatto che turba ma non preoccupa. Queste sono state le parole del Capo dello Stato. Giusto turbarsi, giusto punire con il massimo della pena e tutte le aggravanti di legge possibili chi ha commesso quei fatti. Assurdo preoccuparsi, e sarebbe opportuno che il partito, i rappresentanti del partito di cui il Capo dello Stato è espressione, aderissero al senso, oltre che alla lettera di quelle parole. Il senso è quello di evitare che drammatizzando le cose peggiorino, anziché migliorare. Naturalmente sarebbe opportuno che tutti quanti abbassassimo i toni. Io ho trovato a dir poco sconveniente l'evocazione della strategia della tensione. È evidente che ci sono state delle gravi sottovalutazioni da parte dei responsabili della pubblica sicurezza lo scorso 9 di ottobre, è evidente che sono stati commessi degli errori gravi, è naturale che il responsabile politico di quegli errori e di quelle sottovalutazioni sia il Ministro dell'Interno, è legittimo che chi sta all'opposizione ne chieda la testa se ritiene opportuno chiederne la testa. È sconsiderato evocare la strategia della tensione, è sconsiderato perché non si delegittima la persona, il Ministro dell'Interno in quanto tale, si delegittima la funzione che la persona ricopre, si delegittima quello che Cossiga riteneva fosse il ministero più delicato, sensibile e potente della Repubblica, il Ministero degli Interni. Si crea un clima per cui si diffonde nell'opinione pubblica una sensazione di sfiducia e di sospetto non nei confronti dell'attuale Ministro degli Interni, nei confronti delle istituzioni tutte, e questo chiunque abbia senso della realtà e dello Stato non lo fa, evita di farlo, semplicemente evita di farlo, colleghi. Poi naturalmente stiamo assistendo a una rappresentazione un po' di comodo che tace una parte della verità. Ora, cos'è che fa orrore del fascismo a occhi antifascisti e democratici? La violenza e la prevaricazione. Ora vi racconto 3 episodi avvenuti in quella che è stata recentemente definita la città più progressista d'Italia. Si tratta di Bologna, ma episodi del genere sono avvenuti, avvengono e temo che avverranno in tutte le città italiane. Il protagonista di questi episodi è il collettivo universitario autonomo, acronimo CUA. 3 fatti. Il primo, riunione del rettorato, irrompe un manipolo del CUA di 30 persone, mette a suo quadro i locali, appende un cartello al collo del rettore, un cartello ovviamente denigratorio. Il povero rettore di allora si chiamava Ivano Dionigi, un illustre latinista, persona più che mite, che atterrito riesce solo a sussurrare: vi prego, le mani addosso no. Secondo episodio, per evitare che la biblioteca di Via Zamponi, biblioteca universitaria, continuasse a essere non solo luogo di studio ma anche luogo di spaccio, di vendita di biciclette rubate, di pascolo di giovani non iscritti all'università, vengono impiantati dei tornelli all'ingresso. Possono accedere solo gli iscritti all'università, un modo per garantire il diritto allo studio. Sia mai. Al grido riprendiamoci la nostra università, il manipolo consueto del CUA irrompe, divella i tornelli, mette a suo quadro i locali, impedisce agli studenti di fruire di quella biblioteca per lungo tempo. Terzo episodio, Angelo Panebianco, capofila della scienza politica italiana, uomo di solida cultura liberale, quindi un nemico del popolo, tiene la sua lezione a scienze politiche, la lezione viene interrotta, Panebianco viene aggredito, minacciato, ridotto al silenzio. Ora vi posso dire, con cognizione di causa, non solo che non ci fu alcuna mobilitazione, alcuna chiamata alla difesa della democrazia, alcun appello editoriale dei grandi giornali nazionali, ma fu impossibile per il giornale della città trovare un solo professore universitario, collega di Angelo Panebianco, disposto a dare un'intervista non in solidarietà di Panebianco, ma in difesa di quei sacri principi che tutti quanti noi ci onoriamo di rappresentare. Perché?
perché qualcuno era connivente ideologicamente con i violenti del CUA, la maggior parte aveva paura, aveva semplicemente paura, colleghi. E allora esiste il fascismo nero, come esiste quello che Amendola definiva il fascismo rosso, e se mi avessero detto che avrei rimpianto il vecchio PC non ci avrei creduto, ma è così. I fascisti rossi esistono e il vecchio PC li riconosceva e li condannava al pari dei fascisti neri. Entrambi, quando commettono reati, vanno puniti con il massimo della pena e tutte le aggravanti possibili. Né l'uno né l'altro rappresenta una minaccia per la democrazia, con tutta evidenza, come ha detto il Capo dello Stato. E allora, colleghi, io credo che bisognerebbe essere un po' più realisti, un po' meno ideologici, un po' meno emotivi. Credo che sarebbe opportuno fissare dei principi. Violenza e prevaricazione vanno sempre, sempre condannati. I responsabili di atti criminali, di violenza politica, vanno puniti con tutti gli strumenti che la legge consente. Starei attento a sciogliere un partito politico, men che meno a scioglierlo per spinta del Parlamento. Tra l'altro viviamo in un quasi stato di eccezione. È una decisione molto, molto scivolosa. Per quanto orrore ci possa fare il partito politico in questione, andiamoci piano. Peraltro, la norma dello scioglimento evidentemente si riferiva a un altro mondo, no? Quando i partiti erano il luogo della mobilitazione, del consenso e della propaganda. Tutto questo non è più in capo ai partiti, i partiti non esistono neanche più, diciamoci la verità. Esistono i social, quindi sciogliere per decreto un partito politico non solo non inibisce la sua capacità di propaganda e di mobilitazione, ma indiscutibilmente l'aumenta e fa del disciolto un punto di riferimento per un mondo confuso, complesso, variegato. Li metteremmo a capo, diciamo, dell'universo Novax, e questo non credo che sia nell'interesse di nessuno, davvero di nessuno. Oltre ad essere vero, come diceva il collega Mallegni, che scomparirebbero e quindi si renderebbe più difficile l'esercizio delle funzioni di controllo da parte degli organismi di pubblica sicurezza. Quindi, colleghi, facciamo attenzione, andiamoci piano, insomma c'è solo un modo per far sì che gli spettri che più ci atterriscono si materializzano: evocarli. Grazie senatore Cangini. Ha chiesto di parlare la senatrice Cirinna, ne ha facoltà per 6 minuti. Per 6 minuti, senatrice. Grazie signor Presidente, colleghi. Se il 9 ottobre non ci fosse stato l'assalto squadrista di stampo fascista alla sede nazionale della CGIL e dopo poche ore al pronto soccorso dell'Umberto I, oggi non saremmo qui a discutere sulla richiesta di scioglimento di Forza Nuova. Abbiamo assistito ad atti gravissimi di violenza caratterizzata da un'inquietante carica eversiva. Abbiamo sentito ieri queste parole da parte della Ministra dell'Interno: inquietante carica eversiva, di evidente matrice fascista. Mi sembra che l'abbiamo letto ovunque, l'abbiamo ascoltato ovunque. Strano che ci si interroghi sulla matrice, strano. Quello del 9 ottobre è stato un vero e proprio attacco alla nostra democrazia, ma soprattutto alla nostra Costituzione. La nostra Costituzione è garante della nostra democrazia. È proprio la Costituzione che detta le regole del dibattito democratico. Si partecipa certamente, liberamente al dibattito democratico se si resta nelle sue regole. Ed è sempre e solo il rispetto della Costituzione che detta le regole del dibattito. È stata già evocata dagli interventi prima di me la 12ª disposizione transitoria della Costituzione. Pone proprio il limite esterno, molto chiaro, pone il confine del dibattito democratico. Il confine esterno posto dalla nostra Costituzione è proprio il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Quando ci sono evidenze che ciò può accadere, si può agire, si deve agire a difesa della nostra democrazia. Si può agire con una sentenza della magistratura, si può agire con un decreto del governo, ma l'esigenza è sempre la stessa,
cambia il modo per perseguirla, ma l'esigenza è sempre quella di protezione della nostra democrazia. Democrazia che può essere protetta anche con altri strumenti, penso a quelli della legge Scelba, la sospensione dell'attività, la sorveglianza sulle attività, abbiamo visto per esempio di sequestro o chiusura di alcune sedi. Comunque l'articolo 3 della legge Scelba parla appunto di necessità e urgenza. Ma per arrivare a questo si deve indagare e indagare davvero, non banalizzare, non parlare di folklore. Le indagini ben fatte e approfondite, anche con l'aiuto della legge Scelba proprio, hanno già dato i risultati su questo stesso tema. Nel 73 è stato sciolto Ordine Nuovo, nel 76 è stata sciolta Avanguardia Nazionale, nel 2000 è stato sciolto il Fronte Nazionale. Gli strumenti normativi ci sono. Chiediamo che si proceda a tutela della legalità democratica e repubblicana. Ho detto che i fatti di cui stiamo discutendo non vanno banalizzati né sminuiti, quindi è proprio questi fatti che dobbiamo analizzare nel contesto attuale, un contesto che anche nell'Unione Europea vede crescere intolleranza ed estremismo. A proposito di intolleranza, vorrei ricordare a quest'Aula che 12 esponenti di Forza Nuova sono stati condannati dal Tribunale di Forlì dopo aver inscenato un finto funerale davanti al comune di Rimini, proprio mentre il sindaco di Rimini, illo tempore, celebrava la prima unione civile. L'intolleranza contro qualunque persona venga, a loro parere, ritenuta diversa è un segno specifico dei fascisti. Questo va detto e va detto con chiarezza. Non vorrei dover ricordare a quest'Aula l'assalto fascista di Forza Nuova fatto contro la mia stessa persona a Gaeta qualche tempo fa, proprio a ridosso dell'approvazione della legge sulle unioni civili, e ben lo sa il sottosegretario Scalfarotto che con me combatté per ottenere quella legge. Ecco, il neofascismo attuale ammicca proprio a questo, ammicca a tutto ciò che è eversivo, a tutto ciò che è ribellismo, occhieggia all'irrazionalità, al sospetto, al complotto contro la scienza, contro la cultura dominante. Concludo, Presidente, alla base della saldatura tra questo neofascismo e il ribellismo c'è la rabbia sociale, frutto della frustrazione individuale causata dalle situazioni economiche soggettive in tempi di emergenza pandemica e non solo. È a questa rabbia sociale che si rivolge la cultura sovranista, la cultura nazionalista, usando in modo strumentale il disagio sociale. È anche su questo disagio che noi Parlamento dobbiamo intervenire per evitare che le istituzioni nelle quali tutti sediamo, le istituzioni siamo anche noi, siano viste come nemiche. Dobbiamo invece essere luoghi principalmente di ascolto, di elaborazione di risposte, perché solo combattendo le disuguaglianze e le solitudini saranno sconfitti tutti gli estremismi. Grazie senatrice Cirinnà. Ha chiesto di parlare il senatore Bressa, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il senatore Cangini qualche istante fa ci richiamava al senso della realtà. Io però vorrei che il senso della realtà non offuscasse il senso della storia. Sono passati 11 giorni da fatti gravissimi, non che hanno minacciato, ma che minacciano la democrazia costituzionale e l'ordine costituito repubblicano. Fatti gravissimi messi in atto da forze di dichiarata ispirazione fascista. Non è uno spauracchio fascista, senatore Mallegni, ma è una dichiarata ispirazione fascista. Basta consultare, sfogliare, nemmeno leggere la loro pubblicistica per farsene un'idea. Oggi il Parlamento
si assume la responsabilità costituzionale, prima ancora che politica, di denunciare quei fatti e di proclamare che è la Costituzione il riferimento che come parlamentari ci deve orientare sempre. Non c'è nessuna pretesa fuori luogo, come qualcuno vorrebbe far credere, ma solo la nostra responsabilità parlamentare, proclamata con chiarezza, senza infingimenti. E vorrei ricordare qui in quest'Aula il pensiero di due eminenti filosofi politici tedeschi che hanno studiato il totalitarismo e hanno in qualche modo dedicato la loro vita non solo intellettuale ma anche la loro vita personale per combattere il totalitarismo. Mi riferisco ad Hannah Arendt, la quale diceva che una volta che una forma di governo si è affermata, essa può sempre ritornare al di là delle temporanee sconfitte storiche. E la seconda riflessione che vi invito a approfondire è quella di un altro filosofo, Norbert Elias, il quale a proposito della Germania di Hitler scriveva: il totalitarismo non è stato una conseguenza necessaria, ma solo una conseguenza possibile. Il fatto che la possibilità si sia realizzata deve farci riflettere sulla fragilità del processo di civilizzazione e sulla necessità di non abbassare mai la guardia nel difenderla. Ecco, oggi il nostro compito è esattamente questo: non abbassare la guardia per difendere la civiltà nazionale ispirata alla e dalla Costituzione. Grazie senatore Bressa. Ha chiesto di parlare la senatrice Rossomando, ne ha facoltà per 7 minuti. Grazie Presidente. Ma noi stiamo discutendo di un fatto specifico, individuato, cioè persone individuate che si riconoscono in una formazione politica individuata, hanno dato l'assalto a una sede sindacale annunciandolo. Ora non vedo come si possa affermare che sciogliere, come la legge prevede, questo tipo di formazioni, siccome forse non elimina il fenomeno, sia una soluzione. Quindi non ci sono vie di mezzo. Qual è la soluzione? Quindi vanno tollerate? Quindi si chiede di tollerare perché tanto forse non sarebbe efficace, non si aggiungerebbe l'eliminazione comunque di una pulsione ancora inneggiante al fascismo, al neofascismo, al neonazismo? Io sinceramente non riesco a seguire questo ragionamento e credo che sia un ragionamento che porta a soluzioni assolutamente inaccettabili anche soltanto dal punto di vista logico. Però vorrei dire alcune cose. Allora, l'antifascismo non è una parte politica. Non è una parte politica. Vorrei leggere alcune storie. Don Giovanni Minzoni, cappellano della Grande Guerra, medaglia d'argento, sacerdote ad Argenta, sempre vicino ai braccianti agricoli, sostenitore del sindacalismo cattolico. Fonda circoli per l'acculturamento delle classi più umili. Si oppone alle violenze fasciste di Italo Balbo, ucciso a manganellate nei pressi della Canonica il 23 agosto 1923. Tina Anselmi si schierò con l'antifascismo quando vide giovani partigiani portati all'impiccagione, staffetta delle brigate partigiane Cesare Battisti, e entrò nella Democrazia Cristiana nel 1944 e ne divenne dirigente. Piero Calamandrei, giurista, docente, rettore dell'Università di Firenze, collaborò con Salvemini, fu fondatore, partecipò a Giustizia e Libertà e poi al Partito d'Azione, si oppose alla legge truffa. E poi Dante Livio Bianco, anch'essi un grande liberale. Ernesto Rossi, nel primo dopoguerra polemizzò con i socialisti per le loro posizioni sui reduci e collaborò al Popolo d'Italia. Aderisce a Unione Nazionale di Giovanni Amendola e tra i fondatori di Giustizia e Libertà, farà parte del governo Pardi e più tardi sarà uno dei fondatori del Partito Radicale. Laura Bianchini, bresciana, durante l'occupazione nazista entra nella Resistenza con le Fiamme Verdi, coordina la stampa clandestina diretta alle formazioni cattoliche e dopo la liberazione fu membro della Costituente e poi deputata eletta nella Democrazia Cristiana.
Allora sono molti altri i nomi che potrei fare, ma il punto è uno solo: la discriminante antifascista fonda l'unità della resistenza e il patto politico istituzionale sul quale si fonda la Costituzione, fonda l'unità repubblicana nelle diverse culture politiche animatrici dei grandi partiti di massa e non solo, anche del Partito Liberale e Repubblicano, fonda la democrazia repubblicana post-bellica e la connotazione quindi unitaria e plurale è indissolubilmente legata alla caratteristica democratica, repubblicana e antifascista. Quindi, quando parliamo di antifascismo, non parliamo di un momento storico, non possiamo accettare l'idea che sia un qualcosa di superato. È la cifra fondante e unificante della nostra Costituzione, del nostro impianto democratico e liberale. Come ha detto Smuraglia, l'antifascismo di oggi non è la nostalgia dell'antifascismo di allora, è la connotazione che ci rende cittadini democratici. Antifascista è la nostra Costituzione, con un complesso di norme a tutela di democrazia, libertà, unità, dimensione sociale, equilibrio tra i poteri dello Stato, rispetto e tutela delle minoranze, dialogo con le minoranze, ruolo del Parlamento, dialettica politica come confronto libera e con il rispetto di tutti. Per questo richiamarsi al fascismo oggi e attaccare la sede di un importante sindacato non è un fenomeno folcloristico, è un attacco anche simbolico e quindi è dirimente quell'attacco, ed è dirimente dove si sta. E oggi tutto il Parlamento dovrebbe riconoscersi non solo nella condanna di questo atto, ma nel respingimento di ogni attacco e nel chiedere lo scioglimento di Forza Nuova. Questa è l'unità repubblicana nel pluralismo e nel riconoscimento pieno dei valori della nostra Costituzione. E questo è l'alto compito a cui siamo richiamati. Questo è lo spirito repubblicano. Non c'è spazio per distinzioni o benaltrismi o strade alternative o via di mezzo. Questa è essere Italia, questo è essere italiani e questo è l'orgoglio di essere italiani. Per questo voteremo la mozione che chiede lo scioglimento. Grazie senatrice Rossomando. Ha chiesto di parlare la senatrice Fattori, ne ha facoltà per 7 minuti. Grazie Presidente. I fatti del 9 ottobre hanno dato al Parlamento un dovere di presentare una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova, non un'opportunità, non una scelta, ma un dovere. È vero che lo scioglimento di organizzazioni fasciste spetta al governo o alla magistratura, ma come parlamentari non possiamo non dare indicazioni al governo affinché intervenga in questo senso. E lo deve fare, noi ovviamente diamo indicazioni, il governo troverà la maniera migliore per dare attuazione alla 12ª disposizione transitoria della Costituzione e per dare attuazione alla legge Scelba del 1952. Già è stato ricordato da vari senatori le varie sentenze che hanno sciolto altri movimenti neofascisti, nel 73 Ordine Nuovo, nel 76 Avanguardia Nazionale e nel 2000 Fronte Nazionale. Possiamo lasciar correre l'attacco alla CGIL che tanto ricorda gli attacchi alle Camere del Lavoro come Parlamento? No, non possiamo, ma non solo per l'attacco alla CGIL, ma perché ci sono delle rivendicazioni neofasciste da parte di Forza Nuova. Quindi noi, adesso io rappresento Sinistra Italiana, chiediamo con forza lo scioglimento di Forza Nuova da parte del governo con gli strumenti che riterrà opportuno e di tutte le organizzazioni fasciste e neofasciste che si presentano, si presenteranno, perché sono d'accordo, non sarà l'ultima, non è la prima. Questo non eliminerà le pulsioni di ricostituzione del partito fascista
nel nostro paese, ma noi abbiamo il dovere, come rappresentanti di un Parlamento che è nato da una Costituzione antifascista, di tenere alte le antenne, di guardare lontano e di prevenire qualunque nostalgia fascista si presenti. Ci sono delle cose che non sono chiare, vero? L'ha ricordato qualche senatore lì, il senatore Cangini. Come è stato possibile? Come è stato possibile che delle persone note per avere queste pulsioni, che non sono dei delinquenti qualunque perché sono stati anche europarlamentari, avevano un DASPO, sono noti nel Lazio, a Roma, sono persone che da sempre portano avanti queste idee. Come è stato possibile che raggiungessero la sede della CGIL dopo averlo annunciato? E questo non è solo responsabilità della ministra, mi dispiace, ma qui a Roma abbiamo un prefetto, il prefetto Piantedosi, che è stato capo gabinetto del ministro Salvini, che ho avuto modo di vedere come fosse forte con i deboli quando quest'estate abbiamo fatto un presidio alla discarica di Albania, ha dato il DASPO a un ragazzo, a un 18enne che non può più passare per il territorio d'Albano solo per essersi messo per strada a bloccare un camion che aveva dell'immondizia non a norma. Eppure è stato forte il prefetto in quell'occasione, sapeva benissimo fare il forte con i deboli, ma non è stato in grado di fare il forte con quelli potenti e quelli pericolosi, invocando l'ordine pubblico. Quindi io su questo ho presentato un'interrogazione, perché è troppo semplice dare la colpa al ministro quando abbiamo un prefetto. Sono folklore, fascismo e antifascismo, non credo che siano folklore. Non possiamo dire che alzare il braccio teso sia folklore, tatuarsi una svastica sia folklore, perché qui abbiamo una senatrice a vita che ha subito questo folklore e veramente dovremo, quando abbiamo sentito i suoi discorsi, dovremmo essere in grado di capire cos'è fascismo e che cos'è antifascismo. E guardate, io mi rivolgo anche a chi rivendica gli opposti estremisti, guardate che non esiste un fascismo di sinistra e un fascismo di destra, esiste la democrazia e l'antifascismo, e solo all'interno della democrazia si collocano destra e sinistra, che hanno il dovere di essere antifascisti e avere gli anticorpi con qualunque tipo di fascismo si presenti, con qualunque bandiera esso sia portato avanti. Un altro elemento: molti hanno detto non siamo davanti al fascismo degli anni 30, non c'è pericolo. No, siamo davanti a un fascismo nuovo, davanti a un fascismo organizzato, e di recente sappiamo che c'è un'indagine su gruppi neonazisti che mandavano in giro la fake news sulla terapia genica del vaccino, e non scordiamoci che questo ha a che fare con la tutela della razza pura, non ce lo scordiamo, perché queste sono invocazioni che riportano a una leggenda antica. È un fascismo nuovo che crea fake news, le crea da anni, indisturbato. La grande invasione, le ONG taxi del mare, il vaccino che uccide, la grande complotto per uccidere tutto il mondo con i vaccini. Guardate, sono fake news pericolose, destabilizzanti, eversive, e hanno tutte una propaganda forte, una propaganda in grado di fare propaganda. Sono fake news che vanno tra web, via canali diversi, via televisioni cosiddette indipendenti, e sono persuasive, pervasive. Ve li ritrovate sui vostri smartphone, ve li ritrovate come inoltre, non ce lo dicono, ma ci vogliono tutti uccidere, inoltre ci vogliono tutti invadere, inoltre perché la grande solidarietà è una debolezza, la solidarietà del dopoguerra è stato un errore perché ci hanno invaso, la solidarietà nei confronti degli altri vaccinandosi è una debolezza perché ognuno deve preservare la propria identità, il proprio egoismo. E questo è il nuovo fascismo che ci troviamo di fronte. Io mi aspetto che questo Parlamento sappia rispondere con forza a questi rigurgiti, che non sono per niente innocenti, perché hanno una forza economica e una forza internazionale che noi come Parlamento non possiamo ignorare. E io quindi, a nome di Sinistra Italiana, ma a nome di qualunque persona democratica, anche se fossi di destra, non lo sono, ma rispetto una destra antifascista, voteremo o voterò per la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova e di tutte le organizzazioni che inneggiano a queste follie. Grazie. Grazie senatrice Fattori. Ha chiesto di parlare la senatrice Binetti, ne ha facoltà.
Presidente, Governo, colleghi, credo che l'esperienza dei capelli bianchi, che implica davvero un percorso di anni, un percorso di età, mi può portare a ricordare quello che è stato il fondamento della mia educazione politica maturata in famiglia, negli anni potete facilmente immaginare, molto vicini al dopoguerra, in cui lo slogan era molto semplice: né fascisti né comunisti. Eravamo molto chiaramente determinati a cogliere, a sapere, a sperimentare che c'era davvero una violenza di destra e una violenza di sinistra. Più volte nella vita, negli anni successivi, ricordo per esempio anche i movimenti studenteschi che si sono avuti intorno alla fine degli anni 60, era evidente che c'era una violenza di destra e c'era una violenza di sinistra. Che oggi si voglia collocare la violenza di destra fuori dall'arco costituzionale è quanto, diciamo, è accaduto finché non è apparso nello scenario politico la figura di Berlusconi, che fece quella singolare operazione di sintesi politica di riunire l'intera area del centro con un centro forte, significativo, culturalmente capace di rielaborare teorie, concetti, ma anche modelli e progetti, e che includeva tranquillamente tutta l'area che allora poteva essere Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia, eccetera. Fino ad allora era fuori dall'area costituzionale, ma la violenza c'era dentro, anche la violenza di sinistra, anche quella è una violenza che era all'interno dell'arco democratico, ma era una violenza possibile, la sperimentavamo. Chiunque abbia una certa età l'ha vissuta, e io, che da sempre insieme a tanti amici rappresentavamo il famoso centro, eravamo lì a difenderci dalla destra e dalla sinistra, dall'esperienza di una violenza fisica e dall'esperienza di una violenza intellettuale. Perché quando il collega Cangini prima ha fatto quel riferimento durissimo al silenzio degli amici, in quel momento di Pane Bianco, ma comunque al silenzio per paura della violenza mediatica, della violenza che appare facilmente sulla stampa, basta prendere i titoli dei giornali di pochi giorni fa. C'è questa paura che ti porta a dirti, e vorrei far riecheggiare le parole di una famosa trasmissione di Gigi Proietti: ma chi to fa, ma lascia perdere. Perché a volte c'è questo impatto così potente che è quello che di fatto riesce, come dire, a ghiacciare le risorse di chi in qualche modo vorrebbe testimoniare una posizione politica diversa. Non c'è dubbio che il nostro no alla violenza va scritto a caratteri cubitali dovunque e comunque, perché è lo stigma proprio della nostra posizione politica. Un centro è per definizione non violento, è per definizione inclusivo e dialogante, è per definizione aperto ad accogliere e ad ascoltare, ancorché non a condividere, le ragioni dell'altro. Ora, io credo, colleghi, che noi siamo in questo momento davanti a questa sfida. Per paradossale che possa sembrare, la valutazione delle ultime elezioni che ci sono state, sono proprio di pochi giorni fa, ha dimostrato come i candidati, sicuramente per quanto compete all'area del centrodestra, i candidati vincitori erano tutti a forte impronta centrista. Ma anche la maggioranza dei candidati che hanno vinto dell'area di sinistra potevano vantare un profilo prevalentemente civico, da professionisti, con competenze, con una loro propria capacità di governo, ma comunque guardavano verso un centro. RAI, GR Parlamento.
la radio delle istituzioni. Le 16 in punto lasciamo l'aula del Senato, dove si stanno svolgendo le discussioni sulle mozioni sullo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, per spostarci nell'aula della Camera dei Deputati, dove il Presidente Roberto Fico sta per dare la parola al Premier Mario Draghi, che interverrà in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. Linea alla Camera dei Deputati. La ripartizione dei tempi riservata alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Grazie signor Presidente, onorevoli deputate e deputati. Nell'intervento di oggi intendo affrontare i temi in discussione nel Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta di pandemia e vaccini, transizione digitale, costo dell'energia, migrazioni, commercio estero, impegni internazionali e in particolare COP26. Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell'Unione Europea quasi 4 adulti su 5 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, per un totale di 307 milioni di persone. In Europa abbiamo somministrato 130 dosi di vaccino per 100 abitanti, a fronte delle 121 negli Stati Uniti. In Italia la campagna procede più spedita della media europea. Ad oggi l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata. Voglio ricordare che prima dell'ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi 3 mesi e mezzo l'Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario, per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario, a partire da medici e infermieri. E dobbiamo essere anche grati per l'immane opera logistica compiuta dalle persone scelte da questo governo. Voglio inoltre ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi, e anche chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane, dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è ora sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di tenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità. Il Consiglio europeo riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai paesi più fragili perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l'insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti. Solo il 2,8% di chi vive in un paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale. L'Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo COVAX.
A oggi abbiamo assegnato più di 11 milioni, circa 3 milioni ciascuno a Vietnam e Indonesia, 1,5 milioni all'Iran, 700.000 al Libano, Yemen e Iraq. C'è anche una lunga fila di vari paesi che ha ricevuto questi vaccini. L'Uganda ha avuto 480.000 dosi, l'Albania 188.000, l'Algeria 163.000, la Libia 261.000. Insomma, si cerca di essere il più attivi e generosi possibile. Al Consiglio discuteremo inoltre dell'approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie. Al Global Health Summit dello scorso maggio abbiamo firmato la dichiarazione di Roma che ci impegna a migliorare la condivisione di dati e conoscenze a livello globale. Dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi. A settembre la Commissione ha inaugurato ERA, l'autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Il suo scopo è migliorare il coordinamento interno all'Unione sia nella preparazione che nella gestione di crisi future. Si occuperà, ad esempio, dell'attivazione di misure di emergenza per lo sviluppo, l'approvvigionamento e la distribuzione di prodotti medici e sanitari. Dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie anche in tutte le sedi multilaterali appropriate. Per quanto riguarda l'agenda digitale, il Consiglio intende definire la tabella di marcia per gli obiettivi del 2030 anche con l'indicazione di scadenze e di un sistema di monitoraggio. Gli obiettivi europei per il 2030 riguardano 4 aree prioritarie: infrastrutture digitali sicure, efficienti e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici e formazione delle competenze digitali. L'Italia ha fatto propri questi obiettivi e ne ha anticipato il raggiungimento al 2026, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo ancora indietro, ma intendiamo colmare rapidamente il divario che ci separa dal resto d'Europa e in alcuni settori vogliamo arrivare anche a guidare la transizione digitale europea. Per farlo abbiamo stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del piano. La Presidenza del Consiglio e i ministeri coinvolti hanno già predisposto meccanismi di verifica sui progressi compiuti. Questi non saranno eccessivamente gravosi e saranno basati su indicatori attendibili. Allo stesso tempo dobbiamo migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel digitale. Vogliamo trovare soluzioni condivise su 4 versanti: la sicurezza cibernetica, la concorrenza, i servizi digitali e l'intelligenza artificiale. Sul fronte della cybersicurezza, il nostro obiettivo è garantire un quadro normativo chiaro e identificare risposte rapide e coordinate. L'Italia si è dotata di un'agenzia per la cybersicurezza nazionale che promuove lo sviluppo di capacità di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione. È un tema prioritario per l'Europa che metterà in campo degli strumenti legislativi appropriati. Sulla concorrenza nel digitale lavoriamo sulle proposte di regolamentazione europea per il mercato e i servizi digitali. L'Italia sostiene la proposta di regolamento sui mercati digitali e ne auspica la pronta adozione. Intendiamo poi fissare adeguate garanzie per la libertà di impresa e di espressione. Occorre assicurare al contempo la non discriminazione
e la corretta attribuzione delle responsabilità sulla distribuzione e sulla pubblicazione di contenuti e prodotti online. L'Italia sostiene il regolamento dell'Unione Europea sui servizi digitali anche per proteggere efficacemente prodotti e contenuti realizzati in Italia. La nostra convinzione è che quello che è illecito offline debba essere illecito anche online. Infine, sull'intelligenza artificiale, il nostro obiettivo è promuoverne la sperimentazione e rendere l'utilizzo più sicuro ma anche più trasparente. Allo stesso tempo dobbiamo alimentare la fiducia dei cittadini per queste nuove soluzioni tecnologiche. La strategia nazionale sull'intelligenza artificiale adottata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale costituisce il quadro per migliorare il posizionamento competitivo del Paese. Una sfida decisiva per l'Europa è raggiungere l'autonomia tecnologica nei semiconduttori e nelle tecnologie quantistiche. L'Europa è passata dal 44% della capacità globale di semiconduttori nel 1990 ad appena il 9% nel 2021. Dipendiamo sempre di più dalle forniture extraeuropee. Quando queste ritardano o si bloccano, come è accaduto in questi mesi di ripartenza economica, le aziende possono vedersi costrette a fermare o rallentare di molto la produzione. L'Unione Europea intende produrre il 20% dei semiconduttori mondiali entro il 2030. Per farlo dobbiamo intervenire subito e con decisione. La Cina e gli Stati Uniti lo stanno già facendo, investendo decine di miliardi ciascuno in questo settore, con sussidi, per dare un'idea, che vanno dal 60% della Cina al 30% negli Stati Uniti del costo totale degli impianti. L'Unione Europea deve mettere insieme la capacità di ricerca, progettazione, sperimentazione, produzione di tutti i paesi europei per creare, ad esempio, un ecosistema europeo di microchip all'avanguardia. Sosteniamo con convinzione la proposta della Commissione dell'Unione Europea di adottare uno European Chips Act, come quello che è stato adottato negli Stati Uniti, si chiama Chips Act, che è proprio quello che eroga quei sussidi di cui ho parlato un attimo fa, per coordinare investimenti e produzioni europei di microchip e circuiti integrati. Dobbiamo inoltre agire con la massima urgenza per rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato e attrarre investimenti alla frontiera tecnologica. Un'osservazione: è sempre più chiaro che transizione digitale, transizione ecologica e altre grandi sfide globali, nel senso che travalicano i confini del nostro paese o degli altri paesi europei, non si possono affrontare con successo senza un profondo, massiccio intervento dello Stato. Quindi questo è da tenere presente, perché questo grosso intervento dello Stato sarà sia a livello europeo ma anche a livello nazionale. E quindi nel periodo in cui si discute di nuove regole bisogna tenere presente che questi grandi impegni internazionali che noi stiamo assumendo sul clima, sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo, sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica possono essere affrontati, come dico, soltanto con un impegno delle finanze degli Stati molto consistente. Un altro tema che tratteremo questa settimana è quello dell'energia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell'elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette.
Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa siamo intervenuti ulteriormente con più di 3 miliardi per calmierare i prezzi nell'ultimo trimestre dell'anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Grazie. Si tratta di misure immediate a cui dovranno necessariamente seguirne altre di lungo periodo per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire un'eccessiva volatilità dei prezzi. Il 13 ottobre la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul tema dell'aumento del costo dell'energia. Il documento descrive gli interventi emergenziali possibili per gestire la situazione attuale e ipotizza soluzioni per rendere le forniture più sicure e affidabili in futuro. Il governo italiano ha sollecitato la Commissione a esplorare rapidamente l'opzione di acquisti e stoccaggi congiunti di gas naturale su base volontaria con misure di medio periodo. Questa strategia può essere utile per resistere meglio agli shock e sviluppare le capacità industriali di deposito. La Commissione presenterà una proposta di revisione del quadro normativo entro dicembre. Il nostro obiettivo di medio termine resta quello di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare sostanzialmente l'utilizzo di fonti rinnovabili. Vogliamo procedere con la transizione ambientale e rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti per il 2030 e per il 2050. Allo stesso tempo, lo Stato deve tutelare le fasce più deboli della popolazione dai costi della trasformazione energetica e assicurarsi che i tempi della transizione siano compatibili con le capacità di adattamento delle aziende. Perché la riconversione del nostro sistema economico abbia successo, è necessario il sostegno di tutti, istituzioni, imprese, cittadini. Dobbiamo portare avanti un'agenda climatica ambiziosa e fare in modo che le nostre scelte siano accettate, condivise in maniera ampia da tutta la popolazione. Per quanto riguarda le migrazioni, l'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi. Anche i paesi preoccupati dai cosiddetti movimenti secondari hanno preso atto dell'importanza di prevenire e contenere i flussi irregolari e di incentivare i canali di migrazione legale. Su quest'ultimo aspetto l'Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti corridoi umanitari. Il Consiglio europeo di giugno si è impegnato a lavorare con i paesi di origine e di transito, in collaborazione con l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per la migrazione. Questa prospettiva concordata ora necessita di una attuazione puntuale. 2 degli impegni previsti hanno scadenza questo autunno. Il primo è la presentazione da parte della Commissione dell'Alto Rappresentante Josep Borrell, in collaborazione con gli Stati membri, di piani di azione per i paesi di origine e transito prioritari. Questi piani devono includere obiettivi, misure di sostegno e tempistiche precise. Il secondo è la presentazione di un rapporto al Consiglio sul migliore utilizzo possibile di almeno il 10% dei fondi dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'estate l'Italia ha continuato a far fronte agli obblighi internazionali di salvataggio in mare e di garanzia di protezione internazionale agli aventi diritto. Lo abbiamo fatto con umanità per difendere i valori europei della solidarietà e dell'accoglienza, ma
è essenziale che già a questo Consiglio la Commissione presenti piani di azione chiari, adeguatamente finanziati e rivolti con pari priorità a tutte le rotte del Mediterraneo, compresa quella meridionale. A questi piani andrà poi data rapida attuazione. L'Unione Europea deve inoltre prestare attenzione alla specificità delle frontiere marittime e all'effettiva stabilità politica della Libia e della Tunisia. Intendo proporre che la Commissione europea aggiorni i capi di Stato e di Governo in ciascun Consiglio europeo sul grado di attuazione e di avanzamento degli impegni assunti. Solo in questo modo potremo render conto ai nostri parlamenti e ai nostri cittadini dei progressi compiuti a livello europeo e di quello che ancora resta da fare. Il Consiglio europeo discuterà anche di commercio internazionale. Dall'inizio di quest'anno abbiamo assistito a una ripresa robusta degli scambi tra paesi. È un'ottima notizia, visto il peso che le esportazioni hanno nella nostra economia. In Italia il valore totale dei beni esportati nel secondo trimestre di quest'anno era del 5% più alto che nello stesso periodo di 2 anni fa, prima della pandemia. Quindi per quanto riguarda le esportazioni siamo al di sopra del livello prima della pandemia. Ma anche per quanto riguarda la crescita del prodotto. Ma questa crescita è stata però ostacolata da colli di bottiglia nell'approvvigionamento di materiale e nelle interruzioni nelle catene di fornitura. Quindi bisogna sempre mirare a una crescita che sia sostenibile dal punto di vista, certamente dal punto di vista ambientale, ecologico, ma anche dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime. La difficoltà nel reperire materie prime e componenti, unita a rallentamenti nei processi di trasporto e consegna, hanno contribuito ovunque a un aumento del tasso di inflazione. Un tema fondamentale per la politica commerciale europea è quello del contrasto al protezionismo e dobbiamo migliorare i meccanismi multilaterali esistenti, basati sulle regole e incoraggiarne l'utilizzo ampio e condiviso. Per quanto riguarda la riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ci auguriamo che la 12ª conferenza ministeriale di fine novembre abbia successo e che si superino le criticità nei negoziati sui sussidi alla pesca e sulla politica commerciale e sanitaria post-Covid-19. Infine, il Consiglio discuterà di relazioni esterne. Il 30 e 31 ottobre si terrà a Roma il vertice del G20 che concluderà l'anno della presidenza italiana. La scorsa settimana abbiamo tenuto una riunione straordinaria del C20 sull'Afghanistan, in cui ci siamo concentrati essenzialmente sugli aiuti umanitari e sulla lotta al terrorismo e sulla mobilità. A Roma ci occuperemo principalmente dei temi della presidenza italiana, dalla lotta al cambiamento climatico alla pandemia, al sostegno della ripresa globale. In particolare anticiperemo alcuni dei negoziati che si terranno durante la COP26 di Glasgow, per la quale l'Italia è in partenariato con il Regno Unito. Voi sapete che noi copresiediamo questa conferenza insieme al Regno Unito. L'Unione Europea si è posta obiettivi ambiziosi. Questi includono la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e il raggiungimento di 0 emissioni nette nel 2050. Tuttavia, senza il coinvolgimento delle maggiori economie mondiali, non potremo rispettare gli accordi di Parigi e contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. L'Unione Europea è responsabile di appena l'8% delle emissioni globali. I paesi G20 nel loro complesso ne producono circa 3/4 del totale. La crisi climatica può essere gestita solo se tutti i principali attori globali
decidono di agire in modo incisivo, coordinato e simultaneo. In questi ambiti l'Italia intende muoversi con convinzione per tutelare l'interesse dei cittadini italiani e di quelli europei. L'appoggio del Parlamento è decisivo perché la nostra azione possa essere davvero efficace. Vi ringrazio per il vostro sostegno. Grazie. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. È iscritta a parlare la deputata Daniela Ruffino, ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Il prossimo Consiglio europeo è chiamato ad affrontare questioni eterogenee che vanno dal coordinamento europeo nel contrasto al Covid-19 ai progressi in materia di digitale, passando per l'aumento esponenziale dell'energia, alle migrazioni e infine su alcune questioni urgenti concernenti la politica estera dell'Unione. Ebbene, vorrei iniziare l'intervento sottolineando il mio orgoglio per le importanti misure messe in campo dal governo Draghi proprio per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. Misure pionieristiche che ci hanno permesso di crescere più del previsto in termini di PIL e di riaprire in sicurezza il Paese. Due strumenti che sono stati fondamentali per ottenere questi risultati in un contesto difficilissimo come quello attuale, in cui alle grandi sfide globali si è aggiunta quella forse più tremenda di tutte, e cioè quella pandemica. Non possiamo non ribadire come solo grazie a una visione d'insieme realmente sinergica e multilaterale l'Unione Europea riuscirà ad uscire dall'angolo. Non dobbiamo dimenticarci, infatti, come il continente tutto, nel primo periodo in cui il Covid è esploso con tutta la sua virulenza, ha avuto gravissimi deficit legati a un approvvigionamento di materiali e strumentazioni, dalle mascherine ai respiratori, ricordiamo bene, legati in questo caso esclusivamente alla capacità produttiva asiatica ed in particolare della Cina. In questo contesto diventa importantissimo sostenere la nuova autorità europea per la preparazione e la risposta all'emergenza sanitaria, istituita a settembre quale strumento di mobilitazione rapida a gravi minacce per la salute, come è stata per l'appunto la pandemia. Ma l'Unione Europea, e questo è un aspetto molto importante, deve anche essere in grado di prendersi le sue responsabilità e di giocare il suo ruolo internazionale, anche portando avanti una netta accelerazione nella condivisione dei vaccini con i paesi bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi affinché si giunga a una deroga temporanea per i vaccini anti-Covid-19 al regime ordinario sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. Una sfida globale, dunque, come del resto quella dei progressi in materia di digitale e quella dell'aumento esponenziale dei prezzi dell'energia. Per quanto riguarda il digitale, ce ne siamo accorti qualche mese fa con l'attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio, dove si è rischiato che milioni di dati sensibili di cittadini inermi venissero venduti sul web. L'Europa e l'Italia non possono più permettersi un sistema di protezione non adeguato al più importante mercato mondiale. Ma più in generale, la risposta alla grande digitalizzazione deve essere efficace, tempestiva e adeguata a livello di competizione globale. Anche in questo campo i campioni della produttività sono lontani dall'Europa e alcuni dei molti settori nei quali si declina il digitale anche dall'Occidente. L'Unione Europea deve mettere in campo risorse consistenti per colmare questo gap che ci vede in ritardo e purtroppo anche dipendenti da altri. Per quel che riguarda l'energia, poi, è chiaro che questa sarà forse la più grande sfida del futuro.
In altre parole, al di là dell'aumento temporaneo dei prezzi, che ci auguriamo venga al più presto calmierato, ci troviamo di fronte a un processo di transizione epocale che sarà più vasto, più incisivo e più rivoluzionario rispetto alle rivoluzioni industriali che si sono alternate in questi secoli. Un passaggio a un'energia pulita, a una transizione che metta finalmente in primo piano l'impatto ambientale e l'equilibrio tra l'uomo e il clima, sarà un sentiero sicuramente tortuoso e non privo di insidie. Un percorso delicatissimo quanto obbligato, che coinvolgerà migliaia di lavoratori e anche le nostre abitudini più profonde. L'Unione Europea potrà vincere questa sfida solo con una grande unità di intenti e una granitica determinazione. Non sono ammesse divisioni su un tema del genere. Divisioni, e qui invece veniamo a un altro importante quanto controverso punto, divisioni che, come dicevo, abbiamo visto in campo ad oggi sul tema dell'immigrazione, e su questo siamo rammaricati. Se c'è un tema che soprattutto in Italia ha fatto sembrare ai cittadini l'Unione Europea un'istituzione lontana e spesso inconcludente, è proprio quello dell'immigrazione. Siamo sicuri che anche grazie alla leadership del Premier Draghi e al New Deal intrapreso dall'Unione dopo l'approvazione del Recovery Fund, anche su un tema fondamentale come quello delle politiche migratorie si riesca a comporre finalmente un piano realmente condiviso, un piano lontano da interessi di parte che troppo spesso hanno visto l'Italia lasciata sola. Ed allora Coraggio Italia, come sempre, è dalla parte del Paese e sosterrà l'Esecutivo nel portare avanti tutte le iniziative necessarie affinché dal prossimo Consiglio europeo escano soluzioni efficaci e concrete per rispondere in maniera tempestiva alle grandi sfide che coinvolgono il vecchio continente e i suoi governi. Grazie. Grazie. Colleghi, per favore un po' di silenzio. Ha chiesto di intervenire il deputato Cabras, ne ha facoltà, prego. Grazie. È il tempo agitato delle forze ondulatorie, non solo sui blindati della polizia. Avete affidato al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il compito di valutare gli effetti della forza ondulatoria impressa su un paese in declino da 30 anni. Un declino che ha sempre visto Draghi nei luoghi dove l'Italia perdeva ogni volta la scommessa. Il Premier porterà al Consiglio europeo i dati delle vaccinazioni in Italia, ma non impressionerà nessuno. Anche gli altri paesi hanno vaccinato molta gente. Lo hanno fatto trattando le persone da cittadini e non da sudditi. Hanno fatto meno lockdown, o addirittura nessun lockdown, meno coprifuoco. Non hanno chiuso le scuole, le università, non si sognano di estorcere 45 euro a settimana a una lavoratrice che fatica a quadrare conti e tempi di vita o uno studente in trasferta. Esistono i tamponi gratis e una stampa che non scatena la caccia alle streghe con chi dissente, né fa inchini fantoziani a chi governa. Esistono stati che hanno assunto per anni medici di base e aperto reparti, mentre da noi i politici sottomessi ricevevano le letterine di Draghi e tagliavano ospedali e assunzioni. Nessun altro governo europeo ha un Brunetta che dichiari di voler infliggere un costo psichico, fisico, organizzativo e un salasso economico a cittadini sani che rispettano la legge. Quegli stati oggi contano meno decessi dell'Italia in proporzione alla popolazione e possono rinunciare al perenne stato di emergenza con cui state invece consegnando un'Italia inceppata alle grinfie delle multinazionali. Quando è che togliete questo inutile Green Pass, unico al mondo, e vi presentate in Europa con un mondo del lavoro rispettato e non malmenato con gli idranti del Draghistan? Certo, l'Europa che piace a Draghi e ai suoi partiti ama fare grandi voli sull'innovazione. Draghi vorrebbe un ecosistema europeo di microchip, anzi di microchip, come dice il Premier stamane. Ben svegliato, Presidente. Lo sa, vero, che non basta la volontà per recuperare un divario di 30 anni sul resto del mondo. L'attuale Presidente del Consiglio pro tempore ha enormi responsabilità nella nostra arretratezza in ambito tecnologico, visto che è stato uno dei fautori, di più uno dei protagonisti dell'austerità
che non ha consentito ricerca e sviluppo in informatica. Non eravate dei passanti quando i ricercatori dei microchip emigravano perché eravate disposti a pagarli solo con microstipendi. Ecco, a proposito di microstipendi, nei mirabolanti piani di un futuribile recupero dell'Italia in Europa, nelle nuove frontiere del digitale, c'è una qualche parola sul salario minimo, oggi sparito dai radar? Di fronte ai prezzi che salgono, al carburante più caro, volete solo soluzioni da capitalismo conservatore e compassionevole, che stanziano qualche risorsa per abbassare di poco le bollette, che intanto esplodono. Pensavate davvero che il problema del prezzo del gas, che trascina anche gli altri prezzi, si risolva aumentando lo stoccaggio? L'Europa vassalla di certi interessi americani vecchio stile in questi anni ha fatto una sorta di nuova guerra fredda alla Russia anziché fare accordi di fornitura del gas duraturi, stabili, senza oscillazioni. L'Europa, che ha sanzionato l'Iran contro i suoi propri interessi, si espone a debolezze strutturali che scatenano l'inflazione e fermano l'industria. Arriveremo sì a un nuovo equilibrio ecologico ed energetico, ma non può esserci nessuna transizione se il governo e il sistema europeo gestisce così male proprio la fonte energetica della transizione, cioè il gas naturale. A forza di voler essere troppo atlantici, non siamo più nemmeno mediterranei. L'alternativa è essere un paese meno vassallo dentro un contesto europeo, a sua volta meno assoggettato. Via conclusione. Noi dell'alternativa siamo un'alternativa ragionevole. Dica basta a sanzioni inutili, tolga il Green Pass a chi lavora, liberi energie positive di un paese più tranquillo, dove il governo non si mette più a molestare il suo popolo. Grazie. A chiesa interviene il deputato Valentini, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, innanzitutto una premessa. I Consigli europei, sappiamo, sono sempre dei momenti nei quali si fa il punto e ci si confronta in quello che è il work in progress della politica europea. La politica europea è un divenire costante e non soltanto la politica europea è un divenire costante, ma anche le istituzioni europee sono in costante divenire. Questa è la caratteristica che le differenzia da tutte le altre organizzazioni internazionali. Questo è stato reso possibile dalla cessione di sovranità volontaria al momento della firma dei trattati, che ha consentito una maggiore sovranità collettiva. Questa è la forza di attrazione dell'Unione Europea, e questo dico soltanto perché, al di là dei testi che sono già stati negoziati, di quanto si discute, spesso all'interno dei consigli si affrontano anche temi di fondo, e io ritengo che questo sia uno dei temi di fondo più importanti. L'Unione Europea è un'unità di valori dalla quale discende tutto il resto. Fatta questa premessa, vorrei venire ai temi del Consiglio. È un Consiglio che tocca una serie di temi che sono così vasti che richiederebbero essi stessi un Consiglio ad essi dedicati. Innanzitutto, per noi la cosa che abbiamo ben chiara, a differenza da colui che mi ha preceduto nell'uso della parola, è che non dobbiamo pregiudicare i risultati ottenuti finora grazie al grande sforzo vaccinale compiuto. Da esempio negativo e così un po' compianto in Europa siamo diventati esempio positivo, e gli sforzi hanno portato a quello che è il documento del Green Pass europeo. I dati parlano chiaro, negare l'evidenza è colpevole, diffondere messaggi ambigui o disfattisti è un atteggiamento irresponsabile. Noi siamo per il rispetto di norme e procedure condivise, per riaperture graduali e proporzionati, siamo per il lavoro che finalmente riparte nel settore dei servizi, della ristorazione, dell'ospitalità, di quello che caratterizza in fondo il PIL del nostro Paese. Noi vi invitiamo a una domanda: quanta libertà toglie il Green Pass e quanta ce ne ha concessa? Non dobbiamo abbassare la guardia, certo, non dobbiamo pensare che sia vinta. Laddove le vaccinazioni non hanno raggiunto un livello di percentuali significative, il contagio riparte inesorabile dalla Russia alla Romania, e dove invece si è pensato di abbandonare in maniera prematura ogni precauzione, l'impennata delle curve è stata immediata. Vedi il Regno Unito, dove mi pare si traga maggiori ispirazioni da Oscar Wilde, che diceva che l'esperienza è il nome che diamo agli errori compiuti nel passato e che ripeteremo in futuro, piuttosto che dagli insegnamenti dei virologi. Ebbene, il governo italiano non ha imposto l'obbligo, ma ha dato procedure valide per tutti. Noi, signor Presidente, non siamo per l'immunità di gregge, ma siamo per l'immunità di legge. E nella stessa direzione,
invito il Consiglio europeo, suo tramite, a fare di più, vale a dire a estendere il riconoscimento dei documenti analoghi al Green Pass, dei documenti vaccinali dei paesi extraeuropei, per garantire non soltanto la possibilità di migliore circolazione all'interno del nostro paese, ma anche e soprattutto per garantire quei flussi necessari sia ai commerci sia al turismo. Un esempio per tutti: apre l'Expo, ci saranno migliaia, milioni di turisti che andranno in questa zona del Golfo, nessuno si sentirà in mancanza di sicurezza, anche se il Golfo di per sé è stato vaccinato con un vaccino cinese. Dobbiamo operare affinché questo riconoscimento consenta quanto prima di allargare l'area di sicurezza internazionale. Altro punto da lei sottolineato è la necessità di continuare con le vaccinazioni e con l'aiuto che dobbiamo dare ai paesi medio ambienti, perché sappiamo benissimo che non basta chiuderci nella nostra fortezza. Se consentiamo al virus di continuare a diffondersi, e non soltanto per motivi così di carattere umanitario, ma anche di carattere utilitaristico per tutti, è necessario continuare lo sforzo per la vaccinazione di tutta la popolazione mondiale. Altro tema nel quale lei ci ha parlato è quello dell'agenda digitale. E qui abbiamo due aspetti. Abbiamo l'aspetto di carattere normativo, vale a dire la creazione di uno spazio di libertà e di tutela dell'individuo, della proprietà intellettuale, del mercato dei servizi digitali. Da un lato, come diceva lei, ciò che è lecito è online e deve essere anche lecito offline e viceversa. Un altro aspetto che non è citato in questo caso, ma comunque fa parte di questo aspetto, è la giusta tassazione della quale si è occupata il G20 e che è corollario in ogni caso di un mercato che sia giusto, liquidario e aperto, per giungere a quelli che sono invece gli aspetti della cybersicurezza, della cyber security. Abbiamo creato in Italia l'Agenzia per la cybersicurezza, ci garantisce l'interoperabilità con gli altri servizi, ma dobbiamo essere coscienti che il mondo cyber è un mondo nel quale c'è una frontiera mobile, quindi è un po' come avere a che fare con un virus. Praticamente la frontiera si sposta sempre, noi dobbiamo operare con la prevenzione e dobbiamo fare in modo che si possano bloccare gli attacchi che saranno sempre più numerosi. Quindi in questo aspetto un punto sul quale volevo attirare la sua attenzione è l'utilizzazione delle tecnologie cripto. La tecnologia cripto da un lato dovrebbe servire per proteggere, ma dall'altro la tecnologia cripto è quella che serve per operare gli attacchi di ransomware. Sono gli attacchi nei quali si rapiscono i dati, vengono inclusi in questa criptazione e poi vengono venduti sul mercato. Il punto che collega questi due aspetti è l'uso delle criptovalute. Le criptovalute consentono il pagamento dei riscatti in maniera molto più facile, così che gli investigatori un tempo seguivano i soldi, follow the money, adesso non ci riescono. Questo è un punto sul quale ritengo che il Consiglio debba a un certo punto mettere attenzione. Terzo aspetto nel mondo sempre del digitale è quello produttivo. Abbiamo parlato della volontà dell'Europa di raggiungere una sua autonomia, il 20% di produzione, ma il vero punto nel quale abbiamo le nostre debolezze è quello delle fonderie. In altri termini, tutte le grandi società, anche quelle americane, negli ultimi tempi, perché gli investimenti americani sono giunti solo adesso, si sono occupati di fare un'attività che si chiama fabless, fabbricazione senza, soltanto dal punto di vista del software, del miglioramento, lasciando che la parte produttiva fosse lasciata da altri paesi. E qui sono entrati Cina, Taiwan, Corea, con pesanti investimenti. In questo modo cosa hanno fatto? Si sono ottenuti la possibilità di determinare i flussi in questo momento che abbiamo strozzature che derivano anche dalle conseguenze del cyber. Vediamo che l'industria automobilistica, se non tante altre industrie, sono bloccate proprio da questo aspetto. Quindi giustamente sottolineiamo questo aspetto, così come sottolineiamo un altro aspetto che non è ripreso nel testo del Consiglio ma che è analogo. Se ci siamo lasciati superare nel mondo della produzione dei microchip dalla mancanza di strutture di fonderie, lo stesso vale per le terre rare. Anche in questo aspetto, se noi andiamo in una transizione ecologica ma non ci preoccupiamo sin d'ora di avere quelli che sono gli elementi fondamentali che ci serviranno per la produzione di batterie, come tutti sappiamo, ci ritroveremo tra 20-30 anni lungo la strada con lo stesso problema. Questo mi porta a un altro aspetto, che è quello del costo dell'energia. È un tema molto importante
e molto sentito. Che cosa ha fatto l'Unione Europea? L'Unione Europea, per alleviare il costo delle bollette, ha presentato agli Stati membri un toolbox, una scatola degli attrezzi. In teoria ha determinato quello che può essere fatto e quello che non può essere fatto dagli Stati membri per evitare di incorrere nelle sanzioni degli aiuti di Stato. E l'Italia, come ci ha detto il Presidente, l'ha già fatto, ha stanziato prima 1,2 miliardi e poi 2 miliardi. Certo, questo è quanto si fa nell'immediato per evitare gli effetti di questo rincaro improvviso, ma altri aspetti più importanti sono quelli della revisione della terza direttiva, che consentirebbe a un certo punto all'Unione Europea di operare sui mercati come ha fatto per i vaccini. Anche qui abbiamo fatto scuola nelle acquisizioni e nello stoccaggio del gas. Per quanto riguarda il gas, arriviamo a quelle che sono le altre strozzature del settore energetico, che sono quelle di carattere geopolitiche. Il ruolo del gas è fondamentale per operare la transizione ecologica nel passaggio tra i combustibili puliti e l'abbandono dei combustibili fossili, tra cosiddetti più sporchi, con un imprint di CO2 più alto. Dobbiamo avere comunque un sistema energetico che funziona, e questo si basa soprattutto sul gas. E che cosa vede il gas? Perché ci troviamo di fronte a questa impennata? Ci troviamo in questa impennata per una serie di motivi. C'è stato il calo del 5% nello scorso mese dei consumi energetici. Un calo di questo tipo si era visto soltanto durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi riduzione degli investimenti in un mercato perfettamente ciclico, riparte la domanda improvvisa, non siamo pronti, ed esplode il prezzo. Esplode il prezzo anche per quanto, e qui do ragione al collega, anche perché il mercato del gas non è maturo, è in una transizione che porta il gas, che era un mercato regionale che veniva prodotto e distribuito attraverso le condutture laddove era prodotto, a un mercato internazionale come il petrolio, passando per la struttura chiamata LNG, cioè la compressione del gas veniva portato come in gigantesche petroliere, facendo in modo che potesse in questo modo compensare. Questo è il prezzo spot. Ebbene, i prezzi spot sono schizzati del 400%. Perché questo? Perché il mercato non ha ancora fatto la sua transizione, non esiste. Se il 40% dell'olio, del petrolio viene venduto dal mercato spot, nel caso del gas siamo al 20%, e soprattutto non ci sono ancora quelle infrastrutture che hanno consentito la transizione dal take or pay all'LNG. Questi sono interventi di più lungo termine, ma in ogni caso è importante sin d'ora prenderne atto. Perché? Perché le rinnovabili hanno due caratteristiche: le rinnovabili sono intermittenti e non sono accumulabili al momento. L'intermittenza, come è successo in Inghilterra, significa che qualora non soffia il vento, qualora il cavo del nucleare, dell'energia elettrica prodotta in Francia, 70% del nucleare che serviva all'Inghilterra è rotto, non è soffiato il vento, si sono trovati con un gravissimo problema. Così come i paesi dell'Asia, che volevano andare in transizione per rispettare gli obiettivi del CO2, anch'essi sono passati sul gas, hanno cercato di portare via le cose. Ecco, Presidente, come vede sono tantissimi punti sui quali noi potremmo intrattenerci, perché questo è molto più ampio, questo Consiglio, di quanto non pare. Ma in ogni caso speriamo, nel sostenere il suo intervento e quanto ha detto, di aver dato alcuni punti di buonsenso, per dirla con Thomas Paine, cioè offrire fatti semplici, offrire argomenti semplici di buon senso, common sense, che così comune forse a volte non è. Grazie. Chiesta di intervenire la deputata Moretto, prego. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, membri del Governo e onorevoli colleghi. Tra i temi da lei affrontati oggi mi soffermerò sull'aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica, che rappresentano una delle principali preoccupazioni delle famiglie e delle imprese italiane. In molte aziende c'è il timore, a volte la certezza, che questi aumenti freneranno la ripresa che stanno vivendo in questo secondo semestre 2021. Una ripresa che li proiettava verso un futuro di crescita e di serenità dopo lunghi mesi di crisi dovuti alla pandemia. Mi riferisco non solo alle grandi industrie energivore, ma anche alle micro e piccole imprese della nostra eccellenza artigianale, come ad esempio i vetrai di Murano. È chiaro a tutti che questi aumenti hanno origini lontane nel tempo e nello spazio, e che questo governo è già intervenuto, come lei ricordava, a luglio e solo qualche settimana fa, per contenere gli aumenti, stanziando complessivamente circa 4 miliardi di euro. È evidente che una risposta strutturale a questi aumenti, ma soprattutto azioni e politiche volte ad evitarli in futuro, debbano venire dall'Unione Europea. E devono avvenire in un contesto scevro da ideologie, quelle che abbiamo pagato anche negli ultimi anni nel nostro Paese.
Il pragmatismo necessario ad affrontare questioni energetiche complesse, anche da un punto di vista geopolitico, deve partire da alcuni punti prioritari a nostro avviso. È improrogabile una riflessione seria sulle infrastrutture energetiche e sullo stoccaggio del gas, in primis per garantire quella stabilità delle forniture che oggi non è possibile a causa della dipendenza da altri paesi. Non è più tempo dei no TAP, no gasdotti, no nuovi impianti. Oggi è il tempo del fare. Non è poi possibile occuparsi solo del prezzo dell'energia e non della quantità di energia consumata in ambito residenziale così come nei processi produttivi. L'efficienza energetica è la via maestra per la riduzione dell'impatto degli aumenti dei costi. Serve quindi una rinnovata stagione di politiche a sostegno delle imprese per un vero efficientamento, anche oltre l'attuale meccanismo degli ETS. Vengo alle rinnovabili e ne parlo dopo, non a caso. La strada intrapresa dall'Unione Europea su questo fronte è quella giusta. Non ci possono essere tentennamenti. Vanno sostenuti ricerca e investimenti su fonti alternative a quelle fossili. L'Italia ha delle potenzialità enormi, grazie alla capacità di ricerca applicata nelle nostre università e nelle nostre imprese e grazie alle risorse di cui dispone: sole, vento, acqua e geotermia. Alle imprese dobbiamo pensare anche quando facciamo scelte strategiche sulle rinnovabili, premiando le filiere italiane e sostenendo investimenti nel territorio nazionale. Oltre alle famose batterie di cui tanto si parla, ci sono molti altri componenti e materiali per la produzione di energie rinnovabili, dai pannelli alle pale eoliche. La sfida che abbiamo davanti non è solo quella di salire sul treno delle energie pulite, ma anche di sederci alla guida, senza ricommettere l'errore di dipendere eccessivamente dagli altri. Infine, nell'epocale percorso della transizione energetica, che durerà ben oltre questa legislatura, vanno messe oggi, ora, le basi che ci consentono di non lasciare indietro nessuno. Pensiamo che essa sia un'opportunità e che deve esserlo per tutti, per i cittadini utenti, soprattutto quelli più vulnerabili, che potranno contare in una migliore e più stabile fornitura in un contesto di mercato. E mi permetta quindi di ricordare anche l'importanza di portare a termine il percorso di liberalizzazione dei mercati di energia elettrica e gas. E anche per le imprese, anche dei comparti più coinvolti come quello dei prodotti petroliferi, che vanno accompagnate in una trasformazione che può essere la chiave del successo futuro. Ciò che le consegniamo oggi, Presidente, è l'appello ad un approccio pragmatico e decisionista, differente da quello adottato su questi temi da chi l'ha preceduta. Un appello che siamo certi saprà accogliere nello spirito che l'ha guidata in questi primi mesi di governo e che è l'unico approccio davvero utile al Paese. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire la deputata Galizia, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Al centro del dibattito del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 ci sarà il coordinamento dell'Unione Europea nel contrasto al Covid-19, i progressi in materia di digitale, il tema dei prezzi dell'energia e quello delle migrazioni e le relazioni esterne. Certamente si prenderà atto di quanto gli strumenti adottati per contrastare la pandemia abbiano dimostrato di essere efficaci. La curva epidemiologica è sotto controllo grazie all'aumento del numero dei vaccinati con le percentuali che lei, Presidente, ci ha ricordato giusto qualche minuto fa. Il certificato Covid digitale europeo si è rivelato un utile strumento che ha in tempi pandemici facilitato gli scambi e la libera circolazione del territorio dell'Unione Europea, inclusa la ripresa dei flussi turistici. Così è stato possibile allentare le restrizioni che ci hanno impedito di vivere serenamente durante i momenti più critici della pandemia. Il certificato verde ci ha permesso di riaprire le attività economiche e commerciali, ma soprattutto di riaprire le scuole frequentate dai nostri figli, che maggiormente hanno sofferto in pandemia. Abbiamo riaperto i teatri, i musei, i cinema e siamo tornati a vivere la nostra socialità. In questo momento di ripresa, alla luce della situazione epidemiologica attuale, riteniamo che sia importante confermare l'obiettivo del graduale ritiro delle misure restrittive alla libera circolazione nell'Unione Europea. È necessario impegnarsi a promuovere rapidi e condivise decisioni in merito all'autorizzazione e al riconoscimento dei vaccini e di equivalenza dei certificati vaccinali, anche al fine di agevolare la circolazione delle persone e le attività lavorative, così da contrastare l'impatto della crisi a livello sociale e sul mercato del lavoro. Riaprire e ripartire. Ed è ora il momento
di lavorare perché si possa farlo in totale sicurezza. Pertanto abbiamo inserito tra gli impegni la necessità di sostenere la finalizzazione del pacchetto legislativo relativo all'Unione Europea per la salute. Riteniamo inoltre importantissimo il sostegno alla diplomazia vaccinale, accelerando insieme all'Unione Europea la condivisione dei vaccini per i paesi bisognosi. Siamo orgogliosi dell'impegno italiano che ha triplicato la donazione di vaccini sostenendo il dispositivo COVAX, che ha garantito l'accesso equo e giusto ai vaccini sicuri ed efficaci. Ma per noi non è sufficiente. Dobbiamo lavorare affinché si arrivi a livello globale ad una sospensione temporanea dei brevetti per rafforzare la risposta alla pandemia nelle aree del mondo più deboli e in difficoltà. L'Unione Europea non può che impegnarsi in tutte le sedi europee e multilaterali così da giungere a una deroga temporanea per tutti i vaccini anti-Covid-19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. Ovviamente sarà indispensabile provvedere anche al trasferimento del know-how necessario alla produzione, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia a livello globale e contribuire allo sviluppo delle capacità produttive locali in linea con la dichiarazione di Roma del Vertice Mondiale della Salute. La Commissione europea ha annunciato la creazione entro fine del 2022 di uno spazio europeo dei dati sanitari, il cui obiettivo è quello di promuovere lo scambio dei dati sanitari e sostenere la ricerca su nuove strategie di prevenzione, nonché su terapie medicinali, dispositivi medici e risultati, al fine di migliorare l'assistenza sanitaria alla ricerca e l'elaborazione delle politiche a vantaggio dei pazienti. Favorire un migliore accesso ai dati sanitari e il loro scambio appare essenziale per garantire un'assistenza sanitaria che sia più accessibile, più disponibile e alla portata di tutti. L'innovazione in ambito sanitario assistenziale verrà stimolata con un conseguente miglioramento delle terapie e dei risultati che saranno promosse soluzioni innovative che fanno uso delle tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale. Ed ecco che si intrecciano i temi che saranno all'ordine del giorno del Consiglio, ovvero la sanità e la digitalizzazione. La connettività digitale svolge una funzione decisiva nella società e rappresenta un fattore essenziale per colmare i divari economici, sociali e territoriali. La transizione digitale è stata indicata come un pilastro portante dei lavori della Commissione europea. L'obiettivo politico deve essere la riduzione del gap infrastrutturale, la crescita, l'inclusione sociale e dei vari territoriali tra le aree metropolitane e le aree interne. Si deve promuovere lo sviluppo di una maggiore cultura digitale al fine di contribuire alla realizzazione di uno spazio digitale aperto, libero e sicuro per tutti, con particolare attenzione ai minori. E allora bisogna avviare una politica precisa del cloud computing e supercalcolo di matrice europea. Bisogna assicurare la diffusione delle competenze digitali e l'utilizzo dei servizi in cloud, il potenziamento dei servizi pubblici essenziali erogati online, il collegamento di famiglie e imprese italiane con rete a banda ultra larga e dobbiamo prevedere un piano europeo per l'estensione e la copertura in fibra ottica di tutte le aree, oggi non soggette ad obblighi di copertura. Se vogliamo che le nostre imprese siano competitive, dobbiamo dare loro gli strumenti per farlo. Occorre promuovere e contribuire attraverso una tabella di marcia certa e definire un quadro normativo uniforme per l'intelligenza artificiale, una cornice normativa armonizzata e un approccio coordinato sull'identità digitale, una roadmap ambiziosa per recuperare autonomia e leadership tecnologica nel settore dei semiconduttori. La vera sfida, come ha ricordato lei, Presidente, è raggiungere l'autonomia tecnologica nei semiconduttori e nelle tecnologie quantistiche. A tal fine è importante individuare strumenti permanenti di bilanciano che vadano ben oltre il Next Generation EU. Presidente, qui torniamo adesso a un tema a noi molto caro, che sarà quello di approfondire quelle che sono state le conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 giugno scorso, ovvero la questione delle migrazioni. Il Consiglio europeo di giugno ha sancito importanti passi in avanti da compiere per la realizzazione di un'efficace azione europea in tema migratorio. Presidente, su questo tema le nostre richieste rimangono le stesse presentate nella risoluzione di giugno. Dobbiamo superare lo stallo negoziale e politico relativo alla gestione dei flussi migratori e sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, e dobbiamo farlo il prima possibile. Occorre una gestione strutturale europea del fenomeno migratorio, che ormai non è più prorogabile. A tal fine diventa prioritario delineare una politica migratoria comune dell'Unione Europea che sia parte integrante della sua azione esterna,
dando effettiva attuazione ai principi di solidarietà, di equa ripartizione, della responsabilità degli Stati membri, anche sul piano finanziario, così come previsto dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 80. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto la necessità di lavorare sui corridoi umanitari. Servono, come previsto al Consiglio di giugno, piani d'azione europei coordinati, rivolti ad affrontare concretamente le cause profonde dell'emigrazione, inclusi la crisi politiche, economiche, alimentari e sanitarie, soprattutto attraverso la collaborazione con i paesi di origine e di transito, ma anche le principali organizzazioni governative non coinvolte, come l'OIM e l'UNHCR. Siamo ben consci che non sarà facile trovare delle soluzioni immediate, ma apprezziamo molto che questo tema sia presente nell'agenda. E concludo, Presidente, solo con una nota sulle relazioni esterne. Le chiediamo, in vista della COP26, della COP15, di portare al centro del dibattito il tema del cambiamento climatico, della crescita sostenibile e di impegnarsi concretamente in iniziative volte ad invertire il declino della biodiversità, perché occorre uno sforzo e un impegno di risorse maggiori da destinare alla tutela della natura e al suo recupero. Siamo ben consci che questi risultati si potranno ottenere solo se tutti i principali attori globali decidono di agire in modo incisivo, coordinato e simultaneo. Condivido pertanto il suo pensiero, Presidente. L'Italia sta lavorando bene in questa direzione. L'arduo impegno sarà indicare la giusta direzione per uno sviluppo sostenibile ed equo agli altri paesi, perché queste parole non rimangano solo parole, ma che si concretizzino per la ripresa, nel rispetto e per le generazioni future. Grazie. Grazie. Chiesto di intervenire